Murati vivi, si sono chiusi dentro la galleria che occupano da un mese. Questa è la protesta estrema dei lavoratori dell'ex Rockwool, la fabbrica di lana di roccia di Iglesias, chiusa nel 2009. Da un anno sono in mobilità, 700 euro al mese che dal 1° gennaio diventeranno ancora di meno, una sforbiciata del 20% al sussidio con cui danno da mangiare alle loro famiglie. Così da ieri notte una decina di 54 operai si sono chiusi nella miniera con un po' di viveri per qualche giorno. Da fuori i compagni portano acqua e sostegno. Sono pronti allo sciopero della fame e non usciranno finché non saranno ricollocati nella Carbon Sulcis o nell'Igea, come previsto da un accordo firmato un anno fa e contraddetto dall'offerta ieri sera in regione di lavorare presso una società privata. Se siamo qua oggi lo dobbiamo ai politici che 20 anni fa ci hanno detto che le miniere non avevano più futuro. Oggi ci vogliono far credere che Igea e Carbon Sulcis non hanno più futuro. Per questo motivo ci dicono che lì dentro non deve entrare più nessuno.